Terza corsa prova per i Gentleman, 5-6 anni in pista, sono in 7 dietro le ali dell'Autostart, al 2 Cazzaniga Light Giovanni Ghirardini, 3 Caspian Mou Paolo Mazzieri, 4 Cartier Patrick Romano, 5 con Andrei Lorenzo Pantarotto, 6 Prince CS Massimo Pierini, 7 Citrosso di Noil Andrea Orlandi, 8 Chanel DVS Lucia Pasqualini. La macchina che inizia a raccogliere i partecipanti si prepara al lancio, corsa in cui favorito con Andrei, preferito alla scuderia formata da Cartier e Caspian Mou. Autostart che stacca con veloce Cartier che prende la testa, al largo con Andrei che va a chiedere strada. Andiamo alle scelte di Patrick Romano, si imbocca la prima piegata con Andrei che insiste al lato di Cartier, prova ad andare a sfilare, a condurre, e dopo 200 metri di corsa con Andrei è leader. 15 per il lancio, Cartier ha lasciato sfilare il rivale, rimane in terza posizione Caspian Mou che precede Cazzaniga Light, di fuori Prince CS, poi ancora Citrosso di Noil alla retroguardia Chanel DVS. 32 per i primi 400 metri di corsa, approccio della piegata di sinistra con Andrei che guida su Cartier Caspian Mou, di fuori Prince CS, poi Cazzaniga Light, Citrossodina Oil, Chanel DVS. Passaggio davanti alle tribune, non cambia nulla. Lorenzo Pantarotto in salchia con Andrei continua a comandare le operazioni in maniera tranquilla, 1 e 2 per il primo giro. Una frazione molto lenta in 31 e 8. Con Andrei all'avanguardia, Cartier nella sua scia, Prince CS che prosegue nella progressione esterna, arriva ora ad apparigliare completamente Cartier. 1.17.8 i primi 1000 metri di corsa, Prince CS che ora prova a far sul serio, mette pressione a Conan Drey, il quale si difende al comando, viene via dalle retrovie Citrossodina Oil che punta in mezzo alla pista, 14,9 la retta di là, con Andrei che allunga, Prince CS che cala dopo duro percorso esterno, alla corda sempre bene Cartier che precede Caspian Mou, con Andrei in fuga da Cartier, poi Citrossodina Oil che si avvicina in mezzo alla pista, numero 4, a 150 metri Cartier dalla conclusione, squalificato. con Andrei è in fuga da Citrossodina Oil. Cartier con Andrei che nel finale vince come vuole, al secondo finisce Citrossodina Oil, al terzo Caspian Mou. 1.16.2 il ragguaglio cronometrico, 29.6 a chiudere, tutto facile per con Andrei, Lorenzo Pantarotto, Giuseppe Tutino, colori di Mario Orlandini. Facile assunto per il figlio di Ghibellino che sfila a condurre in breve nel finale, stacca e vince come vuole, corre molto bene al secondo posto Citrossodina Oil che dalle retrovie fa un bel volo, mentre al terzo finisce Caspian Mou.